Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a Sotto il cielo rosso azzurro. Buon pomeriggio a tutti. Ultima puntata della settimana. Oggi venerdì 10 aprile. Noi siamo pronti e carichi soprattutto per andare a parlare un po' di quella che sarà la partita di lunedì. Intanto vi do il ben ritrovati a tutti e come sempre vi ricordo il 388 8292 885. Ricordo anche a tutti coloro che qualora volessero interagire nell'immediato possono anche contattarci direttamente su TikTok perché siamo in diretta anche lì. Vado a dare il benvenuto allora per il nostro Ferdinando Toro, Luca Mammana e poi il bentornato a Claudio Salpietro. Buonasera a tutti. Ciao Mary, ciao. Buonasera a tutti. Grazie sempre per l'invito. E allora Renato, bentornato. Claudio, Luca, tu ci sei sempre, ormai sei un chiodo fisso qui del... Più chiodo che fisso. Cioè... In che senso? Comunque andiamo avanti, sì. E allora stava dicendo Mary che ci stiamo avvicinando a quest'altra partita che si giocherà un'altra volta di lunedì. Stavolta non è Pasquetta, ce lo possiamo permettere. Immagini ogni lunedì guardare... una Pasquetta. No, perché la volta scorsa è stato strano giocare di lunedì ed era anche Pasquetta. Stavolta è lunedì, ma non è Pasquetta. No, è lunedì, punto. Però hanno giocato in Serie A, hanno giocato anche di Pasqua, la giornata di Pasqua, la Serie A ha giocato anche la Pasqua. Sì, già in Inghilterra è da un po' che si fa così e infatti questa cosa che vogliono portarla anche qui, sì, quasi a essere così. Il vero tifoso non gliene frega niente, secondo me. Ma in Inghilterra giocano anche a Natale, Sì, per Santo Stefano, Natale, sì. Non ci sono feste che tengono. Ma secondo me perché per loro non è festa come da noi. Secondo me loro da noi è più tradizionale. Qual è la festa quella tipica con il colore verde? Quella è San Patrizio. Secondo voi per San Patrizio? Pistacchio. No, San Patrizio la fanno come gioco? San Patrizio è per gli scozzesi però. Ah, per gli scozzesi, vabbè scusa. In Scozia non giocano per San Patrizio. È quella stessa cosa, capito? Come le date importanti da quelle Comunque, parti. lasciando stare questo, dico, ci stiamo avvicinando appunto a questa partita che sarà fondamentale perché dopo la sconfitta col Picerno dentro casa il Catania è quasi obbligato ad andare a vincere a Crotone che comunque lo sappiamo ci ha buttato fuori alla prima partita quest'anno in Coppa Italia. Sarà un test importante anche per mister Viali perché penso che stavolta o troviamo delle conferme o veramente vuol dire che non abbiamo fatto niente mandando a casa mister Toscano. Io mi auguro che lui trova un po' la quadra e credo che tutto parte anche dalla formazione. Abbiamo capito che con la difesa a 4 secondo me non possiamo giocare, non abbiamo i giocatori adatti e credo che si va per un 3-5-2 o perlomeno. Io ho sentito invece che si riconferma nuovamente il 4-3-2-1, hanno detto prima, sì. Sì, però ultimamente, come sta dicendo lui, le ultime news dicono che forse si ritorna a difesa a 3. Ma guarda, io lo dico da quando è arrivato Viali, io ho detto mi auguro che lui non stravolga niente, lasci la difesa così com'è, magari iniziava a cercare di oliare certi meccanismi di gioco dalla cintola in su e dunque dal centrocampo all'attacco, che era quello che ci mancava, comunque riempire l'area di rigore e tutto il resto, ma voglio dire, queste sono ormai cose che appartengono al passato, dovremmo pensare ora a quello che è il futuro, l'immediato futuro dice Catania, Crotone e Catania. Luca e Claudio, parlatemi un po' di questo Crotone. Allora, io intanto la chiamerei una prova del 9 per mister Viali. Io mi auguro che ritorni a chi ci ha fatto guadagnare della sicurezza in difesa, a riconfermare dei personaggi che ci hanno fatto confermare la nostra difesa in ottime condizioni. Non faccia stravolga non faccia esperimenti come si dice a Catania, perché praticamente quello che ha fatto ha stravolto un po' tutto e non Luca, a proposito di ritorni, stamattina ascoltando così qualche altro programma ho sentito parlare di Di Gennaro, di un suo possibile rientro, ma non lui è pronto per rientrare perché si dice che abbia recuperato, però non può entrare per il discorso che loro non avevano previsto questo recupero immediato di Gennaro e dunque non c'è un posto in lista e dopo aver cambiato
già nel girone d'andato, liberando uno slot e reinserendo, quando ho capito, Cicerelli con gli altri che comunque sono arrivati a gennaio, praticamente Di Gennaro non può giocare. L'hai sentita tu sta cosa? No, Notizia? Su questo mi trovi un po' impreparato. So che Forte verrà riconvocato. Sì, Forte rientra Forte. Speriamo bene, però speriamo che non lo so, lo metta al momento giusto per incominciare a provare i suoi schemi, se funzioneranno, perché anche se ti ripeto, per me è una partita difficile e la chiamo la prova del 9. Non è una squadretta, non possiamo dire che è una squadra che non può chiedere niente. Secondo me sono professionisti, fino all'ultima partita vanno per giocare le loro partite e sperano di vincerla, perché se non mi vado errato è l'ultima in casa del Crotone o la penultima. La penultima. Vabbè, lasciando stare questo, col Catania ci tengono tutti a fare bella figura, l'abbiamo visto, ogni volta tutti danno l'anima in campo, a noi non ci regala nessuno niente, ma è giusto che sia così. È una squadra organizzata. Sì, ma io l'ho vista giocare, a me mi è piaciuta tanto quando l'ho vista giocare con la Salernitana, con il Benevento, che nonostante ciò un uomo in meno. Il mister ha cambiato un po' le carte in tavola, si è messo 4-4-1, ha cambiato qualche cosa e alla fine è riuscito anche ad andare in gol con un gol che è stato fortunoso. Lì mi è piaciuto perché l'allenatore Longo, se non mi ricordo, Longo ha cambiato qualcosa, sacrificando qualche giocatore in campo, è riuscito poi ad andare anche in vantaggio. Poi lo sappiamo, il Benevento per certi versi è stato uno schiacciasassi, perciò di conseguenza poi è andato a recuperare la partita anche con un gol con la nebbia e tutto quello che c'era in quel momento in campo, ma alla fine mi era piaciuto come si era messa in quel modo. È uno che comunque ci riflette sul modo di giocare, mette esposti i giocatori in campo e riesce sempre a trovare le soluzioni. E un po' mi preoccupa. Fra altre cose era un allenatore che a me piaceva già da inizio stagione. Ma ricordiamoci che col Picerno all'epoca fece benissimo, mi pare che fece anche playoff col Picerno Longo, se non mi ricordo male. Adesso non ricordo, però gli inizi della Serie C, quando il Picerno andava bene, pare che si classificò quarto o quinto, non me lo ricordo. Sì, è stato la rivelazione del campionato. Fu la rivelazione del primo nostro anno in Serie C. Ti ripeto, non voglio insistere perché non voglio essere presuntuoso. No, è probabile, perché comunque secondo me è uno dei più bravi in questo girone. E poi consideriamo anche una cosa, hanno un capocannoniere, Gomez, con 4 rigori, cioè ha battuto soltanto 4 rigori, quindi tutta farina nel suo sacco. Può essere anche lui terrà il suo record personale. Inseguito dal Catania, perché lo voleva acquistare ma più di un anno, più di un anno, lo inseguiva, mi pare che anche dal primo anno di Serie C, se non mi ricordo male. Non lo so, comunque Gomez è un giocatore che a me piace. Non ha una difesa molto, ha subito un po' di gol, ha un attacco, ti ripeto, al capocannoniere Gomez, ha subito 34 gol. Ci dimentichiamo che comunque il Crotone, al di là di tutto, anche le difficoltà, e alcuni giocatori l'anno scorso sono stati venduti, dunque un po' ha indebolito la squadra, nonostante ciò è rimasta lì. Magari quest'anno si accontenterà di una semplice salvezza e alla fine va bene lo stesso. Si va a fare i playoff, dico, nel senso che magari come ambizione non ha quell'ambizione magari di ritornare in B, capito? Anche se loro, vedendo un po' la classifica, vedendo i punti, fanno più punti fuori casa che dentro casa. Sì. Hanno un rullino di marcia carino fuori casa che in confronto dentro casa. Che cosa ci dici tu sul Crotone? Allora, sul Crotone ne dico che intanto questa è una partita, secondo me, come dicevate voi, un banco di prova, perché da là si vede se il Catania a che punto è, se ci sarà un'organizzazione, perché la partita mi è sembrata la partita di Picerno dove c'è stata molta confusione. Non lo dico perché abbiamo perso, però secondo me i giocatori in campo hanno avuto, a parte 20 minuti iniziali, c'è stata molta confusione in campo, ed è una partita tra ex, perché in poche parole noi il Crotone, il Catania ritroverà Enrico Piopanello, che ha giocato nel 2020-2021 col Catania, e poi invece Riccardo Carnielutti, che è passato a gennaio da noi,
ritroverà, giustamente ha fatto 60 presenze. Era con i salti, no? Era con i salti. Dico, non vorrei, non me ne voglia il ragazzo, dico, se continua a giocare così ritorna a Crotone, perché voglio dire, ragazzi, Bruzzaniti. bisogna darsi una svegliata. Bruzzaniti, che ha giocato a Crotone, ha fatto 24 presenze, 2 gol, 3 assist. Anche Dini, la partita da ex. Sì, Dini anche. A proposito di portieri, che poi dopo la pubblicità avremo in collegamento un portiere che è stato veramente un simbolo per Catania, ha fatto la storia a Catania. Avremo Roberto Sorrentino, e chi magari ha voglia di ascoltarlo magari rimanga collegato e dopo sentirete questa breve mi intervista. hai fatto venire la lacrimuccia. Dai, loro stanno collegati a prescindere, perché ci piace ascoltare Sotto il cielo rosso azzurro, che adesso si ferma in pausa e si ritorna tra poco. Eccoci ritornati in diretta Sotto il cielo rosso azzurro, ben ritrovati a tutti. Allora, abbiamo una telefonata di cui si parlava prima, giusto? Sì, abbiamo la telefonata. Quindi rispondiamo immediatamente al telefono. Okay, diamo il benvenuto a Sotto il cielo rosso azzurro a Roberto Sorrentino. Mister Roberto, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Tanto come sta, come va? Ma tutto bene, sempre in giro per vedere partite, per aggiornarci, e quindi insomma è il nostro lavoro del resto, quindi ben contenti di poterlo fare ancora. E questa è una cosa bella, perché per chi vive di calcio si sa che poi alla fine viene difficile staccarsi dal campo. Ma sì, perché poi quando si smette, io poi ho avuto la fortuna di passare subito alla Juve, quindi in pratica sono 34 anni o 35 che alleno, e poi ho fatto anche all'estero il direttore, quindi resti nell'ambito sportivo e speri di dare un contributo per la tua esperienza, tutto qui. E questa è una cosa buona, anche perché appunto dando il contributo si rimane a volte nella storia di alcune città. Bravissimo. E alla fine lei qui è rimasto nella storia, che poi forse alla fine è stata l'esperienza più lunga, lo possiamo dire? Sì, sono rimasto nella storia, però poi si sono dimenticati, insomma, perché al di là di essere stato un allenatore e di aver fatto il direttore tecnico, il direttore generale, responsabile in alcune società del settore giovanile, diciamo che non ho mai avuto il piacere di una telefonata, di una chiamata per un ritorno, però fa parte del gioco, uno l'accetta, continua a fare il tifo per le squadre dove ha giocato chiaramente, e quindi oltre che seguire poi i figli che giocavano a calcio, seguivo le mie squadre d'appartenenza. Ma purtroppo questa è una cosa che succede a volte, qui tanta gente è stata dimenticata, gente che comunque nel calcio ha fatto bene. Ancora noi qui, diciamo, il popolo catanese o comunque tifosi catanese ancora ricordiamo, e a volte abbiamo anche nostalgia di certi personaggi che hanno fatto bene a Catania. Ma guarda, ti dico che allora io manco credo 35 anni calcisticamente da Catania, ho ricevuto 26-27 premi, miglior giocatore, miglior capitano, miglior portiere, l'ultimo 2 anni fa ad Agrigento per la carriera. Qualcuno l'ho perso perché, come ben sai, ho lavorato in 4 nazioni, quindi molto probabilmente la distanza non mi ha permesso di poter presenziare, però insomma se uno riesce ad ottenere tutti questi riconoscimenti significa che veramente è rimasto nel cuore e nella mente dei nostri tifosi di Catania. È una cosa bellissima. Poi. Quello sicuramente. Io che voglio dire, sono nato nell'81, ero troppo piccolo per magari vivere quei momenti che magari hanno vissuto i miei genitori, che magari i miei parenti o chi magari si è appassionato di calcio, però nei racconti calcistici di quel periodo a Catania, con quella famosa promozione, gli spareggi, 40.000 a Roma, e tutti quanti parlano sempre bene di Roberto Sorrentino. Certo, diciamo che rimane questa perché andammo in A, ma io ho vinto anche il campionato di C al primo anno, quindi credo di essere uno dei pochi giocatori che è transitato per Catania ad aver avuto la fortuna, la possibilità di vincere 2 campionati, quindi credo cosa molto difficile, che però mi riempie di gioia e di soddisfazioni. Per questo mi permetto di dire che lei qui è rimasto nella storia. Grazie. Faccio fare una domanda da Luca e poi Claudio.
Mister, sono Luca. Io parlando con lei, con te, mi viene un po' la lacrimuccia. Io sono del 75. Allora, intanto dammi del tu, hai fatto bene, dammi del tu, perché io sono uno di voi e sono un tifoso del Catania, e quindi sentire sempre lei mi sembra un po' distaccato. Va bene, allora ti do del tu. Luca, Ti do del tu. Allora, mi fai venire la lacrimuccia perché io sono del 75 e facevo il raccattapalle quando c'eri tu. E quante volte ti ho dato il 5? Vabbè, pure io in pratica facevo il raccattapalle perché insomma le paravo, quindi anch'io andavo a prendere. Allora eravamo colleghi in teoria, va? Eravamo colleghi, certo. No, mi ha fatto piacere risentirti perché in teoria da quell'anno e per scambiare due chiacchiere con te, magari ora a quest'età, è piacevole. Certo, no, indubbiamente, è un piacere anche da parte mia, figurati, io poi quando mi chiamate da Catania, qualsiasi emittente, qualsiasi giornalista, do sempre la mia massima disponibilità, insomma, ma lo stesso poi, per carità, da professionista lo faccio se mi chiamano da Cagliari o da Bologna, però è chiaro che Catania mi è rimasta nel cuore. Arrivai a Catania che ero quasi un mezzo sconosciuto, insomma, venni a Catania forse perché in 2 partite contro il Catania parai 3 rigori tra l'andata e il ritorno, quindi molto probabilmente quello fu il trampolino di lancio per portarmi a Catania, anche se i primi tempi furono difficili perché insomma fui un po' bersagliato da critiche, perché molto probabilmente il buon Gennaro Rambone, che ne portò 4-5, qualcuno mise in giro la voce che eravamo dei raccomandati ed eravamo amici di Rambone, e invece poi il campo, come è giusto che sia, dimostrò che eravamo giocatori importanti. Io mi ricordo di quell'annata che ho avuto anche paura quando gli annullarono il gol a Cantarutti col Milan, quando succede. Lì ho preso qualche calcione pure io, perché nella mischia quando andammo poi a proteggere tra virgolette l'arbitro, l'invasore di campo insomma creò un po' di confusione. No, ho avuto paura perché arrivarono non so quante cose arrivarono in campo, scarpe. Lo so. Vabbè, però io mi ricordo pure, non so se tu ti ricordi, quando noi vincemmo il campionato e andammo in B, che ci fu la sparatoria in curva lì. No, eravamo in Serie A col Perugia. Bravo, era l'ultima partita, sì, bravo, col Perugia. Col Perugia, perché bravo. Sì, me lo ricordo. Mi ricordo anche che l'unica partita che abbiamo vinto è stato col Pisa 2-0. Bravissimo. Quindi ci fu un parapiglia generale, gente che scappava a destra e a sinistra, insomma, chi dicevano che c'erano stati 10 morti, chi 5, chi 1, insomma, sono momenti brutti da ricordare, però purtroppo ci sono stati, e quindi pensiamo a parlare di calcio bello, di calcio gioioso del nostro Catania. Ti posso fare allora una domanda sui tempi di oggi? Certo. Cosa ne pensi del Catania di oggi? Ma allora, il Catania di oggi, io sono segnato su 4-5 gruppi, ne leggo e ne sento, non intervengo mai tranne che per il buongiorno e il buonasera, perché senti anche dei discorsi un po' assurdi. Allora, il Presidente ha fatto un grosso sacrificio, ha rilevato il Catania, ha messo degli uomini a disposizione, Grella, insomma tutti quelli che circolano e che sono vicino alla società del Catania. Il problema è che in campionato di C ne vince una diretta, e quindi stavolta purtroppo il Catania è arriverà seconda. Quindi, come dico sempre, non tutte le ciambelle riescono col buco. Però ecco, mi permetto di dire che nulla togliere contro il mister attuale, contro Viali, che so che è un buonissimo allenatore, molto bravo. Molto probabilmente o veniva chiamato prima, questa è come la penso io dal punto di vista personale, o adesso credo che sia inutile. Cioè, io avrei continuato con Toscano e purtroppo, o per fortuna, dovevamo vedere il risultato finale. Cambiarlo a 6-7 domeniche dalla fine, intanto una grossa responsabilità per l'allenatore nuovo, perché già ho letto le critiche dopo la sconfitta di domenica in casa con Lucero, non mi ricordo con chi era. Picerno. Ecco. Quindi sicuramente si è presa una bella carta da pelare, e gli vanno fatti anche i complimenti, perché ha rischiato una situazione difficile. Forse a livello societario dico che al Catania, oltre al Presidente, oltre a Grella, molto probabilmente manca qualche figura che faccia da trade union, che faccia da collante con la società e con i giocatori.
il classico, io non so adesso se è nella società o ce l'ha, però io credo che un direttore tecnico per una grande società come il Catania è determinante, perché non tutti forse sanno che un direttore tecnico è quello che è vicino al mister, allo staff tecnico, allo spogliatoio soprattutto. Bravo, in base alla sua esperienza può dare dei consigli importanti, ma al di là dei consigli, proprio la vicinanza e il rapporto che si crea tra la squadra e lo staff tecnico è determinante, e questo è un collante, è una situazione che lo fa solo il direttore tecnico, che vive 24H24 con la squadra e con lo staff tecnico. Forse questa figura, io non so se c'è a Catania un direttore tecnico. Non c'è. Un Pietro Lomonaco ci vorrebbe. Ma ci vorrebbe anche Sorrentino, allora, visto che già l'ha fatto. Scusami, con tutto il rispetto per Pietro. Pietro era più un direttore generale. Scusami se ti interrompo, Roberto, secondo me ci vorrebbe qualcuno che realmente conosca il tessuto connettivo della città e soprattutto che ama la città, perché purtroppo qui i veri problemi poi nascono, ma poi rimangono sempre nel cuore dei tifosi quando poi succedono determinate cose. Sì, però io non sono completamente d'accordo con te, perché dico che Grella è presidente, tutto sommato, vittoria del campionato, secondo in classifica, quindi diciamo che il loro lavoro, è chiaro che poi qualcosina si sbaglia, ma il loro lavoro l'hanno fatto, perché se andiamo a analizzare le annate da quando c'è il suo presidente e il nuovo proprietario che è Pellegra, devo dire che il Catania è ritornato più o meno ai livelli di importanza di una volta. Ecco, quindi sì, tu mi dici Lomonaco, ma Lomonaco è più un direttore generale e un direttore sportivo. No, ho fatto un'ipotesi, perché mi ricordo che i tempi che dava... Io intendevo proprio un direttore tecnico, che è completamente differente dei due ruoli che io ti ho menzionato prima. Okay. Perché io i complimenti a Grelli e al presidente glieli devo fare. Adesso ho letto pure che hanno preso l'impianto sportivo che era stato abbandonato. Torre del Grifo. Bravo. E quindi devo dire che forse con un attimino di ritardo stanno facendo le cose che hanno promesso. Questo è il mio pensiero, io che vivo a Torino vedo e sento le cose da lontano. Quindi devo dire che questa delusione, questa rabbia perché il Catania non è arrivato prima, a parte i suoi spareggi, e mai dire mai nella vita, perché poi il Catania, parliamoci chiaro, negli spareggi tutto sommato è andato sempre bene a Roma. Questo è vero. E tu ne sai qualcosa? A Taranto. Poi qualche anno dopo, forse tanti anni, sono ritornato a Catania che c'era uno spareggio per andare, mi pare, in C, e il Catania lo vinse. Quindi direi che è nel DNA del Catania molto probabilmente vincere i playoff. Tutto qui. Sì, Roberto, però sai che secondo me, sai cos'è la vera problematica di questo? Che comunque ci sono molte aspettative, tu sai benissimo che qui il tifoso è molto esigente ed è naturale che poi, voglio dire, un po' di scoramento c'è, però io l'altra volta, facendo una riflessione, ho detto ok, siamo saliti dalla DLC, il primo anno è andata come è andata, il secondo lasciamo stare, anche una Coppa Nazionale poi abbiamo vinto la Coppa, l'anno scorso siamo arrivati quinti, quest'anno secondi, qualcosa di buono è stato fatto, qualcosa l'abbiamo migliorata. Il problema è che purtroppo, ripeto, siamo un po' troppo esigenti, la Serie C ci sta stretta anche come pubblico, come categoria è un po' stretta. Certo, ma quello sicuramente è vero, perché il Catania merita sicuramente categorie superiori, e però non possiamo dire che sono stati fatti dei danni, capito? Non so se riesco a rendere l'idea. Cioè, la gestione Pellegra, tutto sommato, forse come dici tu, troppo esigente, con un po' di ritardo, però sta ottenendo i risultati che si erano prefissi all'inizio della loro avventura. Lo so, è difficile digerire che è arrivata seconda, però fa parte del calcio, cioè nessuno immaginava che l'Italia per la terza volta di fila era fuori dai mondiali, ma fa parte del calcio, molto probabilmente c'è da correggere qualcosa, e sicuramente sia il presidente sia Grella riusciranno, mi auguro in brevi tempi, anche adesso per i playoff e per il prossimo campionato.
Sì, buonasera, sono Claudio Salpietro, è un piacere parlare con lei, mister, lei che è stato un'istituzione per... Allora, io mi chiamo Roberto, non mi date del lei, mi chiamo Roberto. Allora Roberto, io volevo farti una domanda, si parla sempre qui a Catania, arrivano dei giocatori che poi non riescono a rendere come magari rendevano in altre squadre perché c'è la pressione, ma tu che hai giocato a Catania, ma è davvero così difficile giocare a Catania, la pressione per vincere, i giocatori, cioè tu quando giocavi sentivi davvero questa pressione, i tuoi compagni? Sì, diciamo che la pressione indubbiamente ci deve essere anche per degli stimoli, anche per delle motivazioni, ed è giusto che ci sia. Però vedi, tu involontariamente mi hai collegato a quello che ho detto prima. Se ci sono dei giocatori che fanno fatica ad ambientarsi, ad essere un gruppo coeso, ad essere uniti, proprio perché la mancanza di un ruolo determinante, perché io che ho allenato, che alleno da 34 anni e poi ho ricoperto anche altri ruoli, e manca il collante tra giocatori, lo stesso familiarizzare con i gruppi delle famiglie. Allora io ti faccio un esempio che sarà banale. Io quando andai via dalla Juve ho avuto la fortuna di girare un po' qui al nord come allenatore e poi andai al Torino. C'era un signore, un vecchietto, Osvaldo Verdi, che io purtroppo, o per fortuna, lo dovrò ringraziare anche se non c'è più lui, perché mi chiamò a Vigevano, il primo anno di Vigevano. Da ultimi in classifica noi arrivammo settimi, quindi un girone di ritorno eccezionale, 37 punti in Serie D, però io devo dire grazie a lui, perché lui, oltre a fare il direttore sportivo, era il direttore tecnico e quindi era il collante, mi calmava quando io ero troppo agitato, mi incoraggiavo quando mi vedeva un attimino depresso o deluso, e quindi per me è stata una crescita importantissima. Ecco perché dico, io quando vado ad allenare la prima cosa che chiedo, non mi interessa se c'è il direttore sportivo, se c'è il direttore generale, voglio nel mio staff un direttore tecnico che nei momenti di difficoltà o nei momenti di euforia mi dà una mano. In tutti e due i casi è determinante. Prima ho sentito che non c'è nel Catania, ecco, forse il neo è non aver allestito, non aver completato uno staff tecnico dirigenziale che possa aiutare queste situazioni, perché ci sono giocatori che fanno fatica ad ambientarsi, però una volta vai a cena con 3 o 4, porti le mogli a cena, cioè è tutta una situazione di unione che poi alla fine trasportata sul campo ti porta dei risultati. Questo è il mio pensiero. Grazie Roberto. E credo sia giusto. Roberto, ti faccio io un'ultima domanda, così. Intanto ti chiedo adesso cosa stai facendo? Allora, io adesso quest'anno, per motivi di salute di mia moglie, purtroppo ho rifiutato 4 squadre di Serie D qui perché erano distanti dal Piemonte. È arrivato a sto punto che arrivi a 70 anni e c'hai più di 600 panchine tra Italia e l'estero. Ho detto, se mi capita qui attorno, vicino casa, anche categoria inferiore, per divertirmi, per ingannare il tempo, lo faccio. Se no, visto che già ho ricoperto, come dicevo prima, direttore generale all'estero, direttore tecnico all'estero, se dovesse capitare qualcosa in pratica dal punto di vista dirigenziale, credo che coglierei a volo l'occasione e andrei, anche perché sai, fare il direttore tecnico non è come l'allenatore che devi stare dal lunedì sera fino alla domenica sera nella città dove lavori. Il direttore tecnico sta 2 giorni, poi va via, va a vedere le partite, va a fare le relazioni, poi ritorna il venerdì, il sabato, quindi è un altro modo di lavorare, cosa come ho detto prima che già ho ricoperto, già ho fatto, e quindi onestamente allenare direi basta, cioè deve essere proprio la chicca che è vicino casa, che ci vado col motorino e sì. Allora dico vado a divertirmi ancora per 1 anno, 2 e cerco di trasmettere la mia esperienza e quindi proviamo a fare quest'altra impresa, se no basta e quindi spero che qualcuno prima o poi mi chiami con un ruolo differente da quello di allenatore. Ma guarda Roberto, io me lo auguro, anzi colgo l'occasione per dire chiunque, magari c'è qualcuno che ci ascolta, se avete bisogno di un direttore tecnico con esperienza meglio di Roberto Sorrentino non ne trovate, perché anche nonostante ciò
i suoi 70 anni si capisce che quando parla è l'esperienza ma l'innovazione del calcio, perché si vede che c'è veramente Poi, sai, fa piacere anche perché al di là di tutto io sono UEFA Pro, quindi diciamo che ogni tanto devo andare a Coverciano perché è giusto che sia così, per gli aggiornamenti, ci aggiorniamo, io sono andato all'estero per aggiornarmi quando ancora continuavo a fare l'allenatore a tempo pieno, e quindi devo dire che tutte queste esperienze messe insieme alla fine qualcosina ci ricordiamo, qualcosina sappiamo fare, e speriamo che qualcuno poi si ricorda di questi personaggi, Sorrentino come possa essere qualcun altro, che possano dare una mano alla società a migliorare, non dico a chissà che cosa fare, a crescere nei ruoli dove sono carenti in quel momento. Ma guarda Roberto, io solo sentirti parlare capisco veramente l'esperienza e il sapere di calcio tuo, perché alla fine non dai mai niente per scontato, ma fai capire che alla fine dietro ci vuole sempre persone che sanno gestire, e questo è importante. È determinante, sì, direi di sì, molto. Va bene Roberto, io ti ringrazio a nome di tutti, ti ringrazio anche Sebastiano. Intanto sono io che ringrazio voi, è stato un piacere, quando volete a vostra completa disposizione. Poi chiaramente un caloroso saluto, un abbraccio ai miei, fatemi passare il termine, ai miei tifosi e chiaramente speriamo in una vittoria, anche se nei playoff però è sempre una vittoria e quindi sarebbe una festa per tutti, e vi prometto, se il Catania dovesse vincere ai playoff e andare in B, sicuramente sarei della partita, quella conclusiva, quella per festeggiare. E questo noi ti aspettiamo per festeggiare insieme. Roberto, ti ringrazio. Momento Luca forse voleva dirti qualcosa. Roberto, io ti saluto, è stato un piacere parlare con te, mi hai fatto ricordare i vecchi tempi e spero di incontrarti nuovamente di presenza. Speriamo di vederci già a fine di questo campionato per festeggiare. Se no ti vengo a trovare a Torino, a Moncalieri, non lo so, dove vengo, non ti preoccupare. Benissimo, allora ti aspetto, dai, andiamo a mangiare. E vengo spesso a Torino, c'ho parenti. Ah, bene, ok. Un abbraccio a tutti allora. Ciao. Ok, grazie. Ciao, Roberto grazie Sorrentino, grazie. Grazie Roberto. Grazie a voi, ciao, un abbraccio, ciao. Queste sono le telefonate belle che ci piacciono, c'è stata anche tanta partecipazione da parte del pubblico, tutto molto contento, chi si ricorda anche di 66 anni, conosco benissimo. Ciao Roberto, ogni mattina colazione, lavaggi, grande Roberto, sono messaggi belli. Ci fermiamo in pausa, torniamo tra poco. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria. Ritornati dopo questa piccola pausa, siamo ritornati, un grande telefonata, oggi una puntata davvero molto positiva. Allora ragazzi, direi di andare immediatamente con i prossimi turni, se siete d'accordo, così ci portiamo avanti, anche perché poi abbiamo le formazioni e tutto il resto, quindi vado immediatamente con la schermata e andiamo anche a elencare quello che succederà nella prossima giornata. Iniziamo con le partite che ci saranno domenica. Alle ore 14:30 giocherà l'Atalanta contro il Monopoli, la Casertana contro l'Audace Cerignola e il Foggia contro il Siracusa, anche il Latina contro il Casarano, il team Altamura contro il Giuliano, il Trapani contro la Salernitana. Invece alle 20:30 ci sarà Potenza Sorrento. Lunedì Benevento Cavese alle 20:30, ovviamente Crotone Catania, Picerno Cosenza. Queste sono le partite che appunto... sapere qual è la partita, quella secondo me da vedere, a parte il Catania, stare attenti a quel Picerno Cosenza. Sì. Perché o il Picerno dà continuità e ci permette comunque di mantenere il distacco di 5 punti, o se il Cosenza va a vincere a Picerno e noi non riusciamo a fare quello che dovremmo fare, se continuiamo con quella confusione ci inguaiamo di più, perché si potrebbe mettere il Cosenza a 2 punti. E quello potrebbe essere un problema. Speriamo di no, quello sicuramente. Ma il Catania deve fare la sua partita a prescindere di tutto. Dalla confusione, a parte la confusione, infatti secondo me dovremmo un pochettino riassettare, ritornare a certi equilibri che avevamo in passato. Innanzitutto non prenderli e poi magari fare qualche gol in più dell'avversario. Perché poi voglio dire, è probabile che prima
avevamo il problema dentro casa, cioè facevamo risultati dentro casa e fuori no, magari ora si è invertita la rotta, mi auguro di no, perché bisogna farli dentro e fuori casa i risultati. Mary, se andiamo a vedere un po' quelli che potrebbero essere probabili formazioni. Certo, arrivano. E allora, questa è la formazione che secondo me è quella che dovrebbe ritornare di nuovo come... Di moda no, nel senso, perché alla fine va bene Miceli al centro della difesa, Pieraccini rispolverato, a me non dispiace perché secondo me è uno dei giocatori più tecnici e più veloci che abbiamo in rosa nella linea difensiva, e Gherardi, che secondo me Gherardi sugli anticipi è molto, molto più bravo di Miceli e secondo me potrebbe dare una mano, e poi ritornare magari in un centrocampo a 5 e poi magari fare riposare un po' Caturano, perché secondo me ultimamente la porta la vede poco, secondo me deve un attimo ritrovare come si dice la pace, un po' deve ritrovare se stesso sempre. Questo lo dico la pace. Ma riposare cosa? No, riposare nel senso deve trovare, secondo me, come ti posso dire, la quadra. No, la quadra deve ritornare a essere un giocatore di calcio come lo era prima, sia con la mente che col fisico. Secondo me deve un attimo fermare e resettarsi, perché nella partita che abbiamo visto col Picerne è uscito sicuramente arrabbiato, mi auguro con se stesso, perché magari voleva fare qualcosa di più. A volte capita che i giocatori si arrabbiano con se stessi. Non ha salutato nessuno, ha buttato la magliettina. Vabbè, stagione un po' deludente per Caturano. Dico, ha avuto problemi, però. Comunque, per chi ci ascolta in radio è giusto che magari la dico? La leggiamo, allora, la formazione. Dini tra i pali, difesa a 3 con Miceli centrale, Piraccini e Gherardi, e centrocampo a 5 Donnarumma, Di Tacchio, Quaini, Corbari, D'Ausilio. In attacco Bruzzaniti, Lunetta. Per il discorso che facciamo riposare Caturano. Vado con la prossima? Vai. Vediamo un pochino. Che poi non è nemmeno un 3-5-2, ma un 3-5-1-1. Bruzzaniti farebbe il sottopunta di una punta non classica, perché Lunetta non lo è. Vai, prossima formazione. Leggiamola anche. Leggo io, dai. Sì, questa dovrebbe essere quella 4-2-3-1. Se Viali rimane con quella mentalità, con le sue idee iniziali. Celli, Pieraccini, Miceli, Gherardi in esterni, Di Tacchio, Quaina, centrocampo, Di Noia, Corbari, D'Ausilio e Lunetta a fare il finto centravanti, perché ovviamente non è un centravanti. Però ci può anche stare, dai. No, ci sta, perché non dà punti di riferimento sul recupero palla, che è l'aggressione. No, su quello è il numero 1. Secondo me potrebbe fare bene, perché aggredisce bene il portatore di palla. Secondo me può fare bene. Ma io mi chiedo una cosa: ma Allegretto perché non lo prova? Allegretto, ma guarda, mi auguro che comunque gli faccia assaggiare il campo anche lui, perché a me Allegretto non dispiace, perché si è tirato la carretta nei momenti di difficoltà. E la cosa che mi suona strana è anche il fatto che non l'abbiano rinnovato, perché secondo me è un giovane, lo puoi rinnovare magari a poco e magari può servirti in futuro. Comunque l'ultima mezz'ora credo che rientri, secondo me lo faranno giocare a forte. Gli ultimi 30 minuti, 25. È probabile, anche se io ti dico una cosa: qualora si dovesse mettere bene la partita non se lo rischia, magari lo fa riposare un altro turno, se lo porta in panchina, magari. Chi lo sa, magari questo è uno che riesce a stupirci, magari te lo ritrovi titolare, non lo sappiamo. Ma vedremo. Io non lo do per scontato, questo no, titolare non credo. Lo sai, questo Viale è uno che comunque non si crea problema, salta anche quelle che sono le gerarchie. Se tu la settimana scorsa ti sei fatto 90 minuti, ti sei fatto un mazzo così, ce la fa a metterti in panchina, perché il fatto che abbia escluso Quaini nella partita col Picerno ancora non me lo spiego. No, ma noto che Viali sta facendo giocare più questi famosi acquisti di gennaio. E questo è un problema da trattare, ma non è un discorso che possiamo perché fare Toscano noi. li mise da parte e lui li mise. Che cosa c'è sotto? Non lo so, questo non lo so, è una domanda che io non so risponderti.
L'unica cosa che io dico è che Quaini, e l'abbiamo visto anche quando è entrato in campo, gli ultimi 15 minuti con la gara col Picerno, abbiamo visto che Quaini anche con una gamba secondo me deve è insostituibile, hai perfettamente ragione. Se non fosse per il fatto che è falloso, da cartellino facile. Guarda, ti posso dire una cosa, secondo me a questo ragazzo gli è stata attribuita sta cosa, perché ti posso garantire che di tutti i gialli che lui ha preso in questa stagione 4-5 non erano gialli. Vabbè, quello sì. E diventa poi un numero pesante, perché poi si va a sommare a giornate di squalifiche, che poi lo sappiamo, la prima volta sono 5 cartellini gialli, la seconda volta 4 e via dicendo. Perciò poi cambiano un campionato, quando poi tu alla fine vedi l'anno scorso Quaini prese 16 cartellini gialli, quest'anno non l'ha presi questi cartellini, dunque è sintomo di maturità. E comunque partite ne ha giocate, perché le ha quasi giocate tutte, tranne le prime 4 dove stavo scontando una squalifica rimediata a Pescara a partita finita. Sì, ma comunque a me questo giocatore non mi è mai dispiaciuto, perché lo portò all'epoca l'allenatore, aiutami. Lui. Dillo tu. Dillo tu chi era l'allenatore che portò Quaini. Tabiani, lo sapevo anche bene. Tabiani. Certo. Che era ovviamente Tabiani. Vedi che lo sapevo. Che per me Tabiani secondo me faceva un bel calcio, è stato anche un po' sfortunato. Non so che partiti vedevi, però va bene. No, ascolta. Faceva un bel gioco, pali, traverse, è stato anche sfortunato. Mi ricordo che ha preso 18 pali e traverse, una cosa assurda. Secondo me di una sfortuna incredibile. Anche se ora, se non ricordo male, lui sta allenando forse il Treviso. Il Trento, qual è Trento. Sempre in cantiere. Dove giocare all'8 25 36 44 di Carmine giocava al Trento. No, 44 no. Al Trento è andato Di Carmine. Sì. Comunque al di là di con questo, la sedia a rotelle, però c'è e ha fatto 12-13 gol. Un po' di serietà, dai. 12 45. Abbiamo altri bingo in sala? Bingo! Dai, andiamo a leggere qualche messaggio. Certo, ragazzi, il più bello ve lo dico io, 1-1, Mary sempre il numero 1, stop palla al centro, questo è il più bello di tutti, possiamo concludere così. Possiamo sapere chi l'ha scritto questo? Luisa, va bene, ok. Una parente? Poi no. Ragazzi, allora ve la posso dire una cosa, io poi posso pur stare antipatica e insultate, ma vedete che la gente mi vuole bene, quindi detto questo dico la mia, mi sembra più confuso o persuaso, fateci mangiare un po' di carne di cavallo. Ma chi l'ha scritto questo? Viale. Ok. Armando, buonasera. Io quando leggo Caturano non ho nemmeno bisogno di leggere il nome, perché so che è Armando. Salutiamo lui. Salutiamo anche Peppe Anzalone che fa i complimenti a Roberto. Noi facciamo i complimenti a Peppe Anzalone, certo, per il Benevento, ma c'era anche c'era anche quando abbiamo fatto i complimenti. L'altra volta Peppe si è lasciato andare in una dedica particolare cantando una canzone. E poi ero con no, io l'ho vista e comunque mi ha detto poi alla fine vi aspetto in Serie B. Ma quello è poco ma sicuro che veniamo questo cammino lo dobbiamo continuare insieme. Poi Dini, Pieraccini, Ierardi, Allegretto, Donnarumma, Quaini, Diona, Raimo, Cicirelli, Lunetta e D'Ausilio. Per cosa questi, Peppe? Perché l'ha scritti Peppe, non capisco se è per lui la formazione, non ho capito. Sicuramente sono i giocatori forse è la formazione che lui vuole rivedere in campo, ma Raimo l'ultima volta che ha giocato c'era la Lira. Non lo so. O stavano spuntando i carbini. Non lo so fino a che punto. E mi dispiace perché l'anno scorso nella finale di campionato Raimo ha giocato bene. È stato fantastico. E per questa è stata una cosa che io ho attenzionato già tempo fa, quando non lo vedevo in campo. Dopo l'infortunio ho detto, se non lo metti in campo e non gli fai prendere il ritmo partita, abbiamo perso un giocatore. Poi c'è un altro messaggino che dice date le mani all'Omonaco, date le chiavi del Catania all'Omonaco che conosce ambiente e città. Questo sono d'accordo, ma anche Maurizio Pellegrino, che secondo me è un grande. Poi ti aspettiamo Sorrentino magari. Vai Claudio, scusami. No, dico sono d'accordo per il discorso di Pellegrino. Io l'altra volta ho avuto il piacere di parlarci con Maurizio e veramente quando parla lo ascolti, è uno veramente è un grande, è uno che secondo me sa entrare anche nella testa dei giocatori, perché è uno che ti sa parlare, ti ascolta.
secondo me è veramente un grande, uno di quelle persone, di quelle figure che in una società di calcio che vuole fare calcio a certi livelli ci sta in qualunque posto, anche se si ritaglia un piccolo spazio, ma una persona come lui è di vitale importanza. E secondo me se non fallivamo quell'anno c'era anche la sorpresa. Dateci i pronostici che siamo in chiusura, ragazzi. Vedi, questa vogliamo vedere Mary al centrocampo che canta prima della partita. Questo porta bene, arriviamo in B subito, ve lo dico io. Dateci i vostri pronostici. Quale canzone dovresti cantare al centrocampo? Ah, non ho capito. Quale canzone vuoi cantare? Tesoro, io ci arrivo. Io ti spiego quale canzone. Non è che tu necessariamente devi, non l'ho capito. Sanremo, io e te scrivi una canzone e poi devi fare per una canzone che deve essere. Ma te la posso dire una cosa? Che poi vedi, mi fate diventare anche antipatica, ma io non lo voglio essere, quindi vado avanti, nemmeno rispondo. Saremo io e te a così quest'anno Serie B, Benevento e Catania. Ecco, questo è Peppe Anzalone. Bravo Peppe, l'abbiamo pensato tutti. Allora, pronostici e poi chiudiamo. 4-0. No, prima voi. No, io non mi pronuncio perché l'ultima volta da 4-0 a sconfitta in casa, prima sconfitta dopo. Quest'anno 0 perché abbiamo avuto il primo gol in casa la settimana prima e poi la sconfitta. È riuscito a battere tutti i record. Quindi voglio dire sconfitta del Catania perché poi se io dico sconfitta vinciamo. Quindi a Claudio lo dobbiamo esorcizzare. Ok. No, io sono sempre per quell'1-0. L'ultima volta che hai detto così abbiamo perso. Vi dico che io sono tornato a casa e l'indomani mi è venuta pure la febbre. Non so se i radioascoltatori, i telespettatori che mi guardano sono un po' rosso. Eravamo noi. No, mi è venuta la febbre perché veramente la prima sconfitta del Catania in casa. Ma noi eravamo con la bambolina, col voodoo. No, dai. Vabbè, tu e il tuo risultato? Io mi avvalgo della facoltà di non pronosticare. Ve lo dico io, loro sono di lato, no? Avete presente dove dire Vendora, così faccioli, in goppo quando ci va bene te lo danno il risultato e quando non ci va bene si stanno modi. Io questa volta non mi pronostico. Allora, pronostico io, Carusi, vinciamo, non vi preoccupate. La positività ci vuole. Traduco, ha detto che vinciamo. Esatto. Bravo. Sicuramente sarà una partita bella da vedere. Comunque ragazzi, invece è una partita fondamentale, questo lo dobbiamo dire, al di là di questo siparietto che si è venuto a creare con qualche risata e qualche scherzo che ci può anche stare, però il problema diventa serio se non vinciamo a Crotone. No, io l'ho chiamata ora parliamo seriamente, io l'ho chiamata la prova del 9. Secondo me è più prova del 9 di domenica, di lunedì. Secondo voi Viali sarà messo sotto, stavo dicendo sotto sforzo, sarà messo sotto prova con questa partita? Sì, per me sì. Assolutamente, certo. Quindi possibilmente c'è la fine o il continuo di Viali. Potrebbe essere anche questo. Questa è colpa di Luca che all'esordio ha detto sei al viale del tramonto. Le minchiate volate e guarda un po' tu. Ecco. Questa è colpa tua. Come si dice, la corda nodi ci va nel mezzo. Non lo so, arrampicano negli specchi. Se la dici in siciliano lo fai prima. Va bene, poi la diciamo più. Tanto va la gatta al largo e ci lascia lo zampino. Anche questo. Ma sono uscita con un altro scioglilingua, è un sinonimo di quello che stavi dicendo tu. Cioè, proprio devi fare il disegnino, capito? Va bene, ok, disegnino. Comunque, ragazzi, al di là di tutto. Senza se senza. Aspetta, per me Cicerelli deve giocare dal primo minuto. Questo lo dice Peppe, senza se e senza ma. Più se. Allora, l'altra volta parlando con Marino diceva che appunto è meglio metterlo direttamente dal primo minuto se gli vuoi prendere minutaggio. Sì. Però ancora lo vedo un po' impaurito il ragazzo, ancora, perché quando si rientra da infortuni così gravi comunque è difficile rientrare allo stesso ritmo con cui si è lasciato. Ferdinando, io l'ho chiamati a quel punto Cicerelli e Forte, chiamiamoli gli acquisti dei playoff. Sì, possono anche essere gli acquisti dei playoff, però così non diventa facile, perché appunto ritornando a quelle che sono state le parole di Toscano prima che andava via, si parlava di crescita, ancora non abbiamo acquisito quella maturità. Io penso che tempo ce n'è poco per pensare di acquisire questa maturità. La maturità già la dovevamo soltanto avere prima e magari oggi affinarla un pochettino. Vabbè, sono stati fatti degli sbagli
Purtroppo. Lo so. Speriamo che questi sbagli con qualche risultato decadano tutti. Abbiamo indovinato tutti. Vabbè, questo così. Questo sì, perché Catania lo sappiamo benissimo com'è. Quando la mattina entri al bar dopo una sconfitta, è bello Catania, se vinciamo. Catania sta vincendo una bella squadra, abbiamo un Catania troppo forte. Ma vedi anche le è tipico, raga, è da una vita che così, non è una novità odierna. Ma vedi dai tempi addietro. Comunque da premettere, quando perdiamo o comunque quando si perde o non si conquista un obiettivo prefissato dalla società, io ci terrei a dire comunque perdiamo tutti. Infatti nella fattispecie i tifosi, perché sono quelli che soffrono di più. Va bene ragazzi, noi abbiamo finito, quindi possiamo salutare e dare appuntamento la prossima settimana a martedì. Questa cosa la ricordiamo perché appunto la partita del Catania sarà lunedì alle 20:30, quindi noi ci risentiremo con Sotto il cielo rosso-azzurro martedì. Potete salutare? Sì. Io vi saluto, ci vediamo venerdì, martedì non ci sono. Dove sei? Ora facciamo un chilo di fatti di Luca. Dai, poi te lo dico. No, impegni. Niente, ok, ci vediamo. Devi portare l'assenza firmata dai genitori. Dalle 19 alle 20, sempre qui su Bella Radio con Sotto il cielo rosso azzurro. Grazie sempre dell'invito, ringrazio a tutti quanti voi, ci vediamo presto. Grazie ragazzi, grazie a tutti i nostri belli di Bella. Alla prossima. Forza Catania! Grazie a tutti i nostri belli di Bella per essere stati insieme a noi anche in questa puntata. Che dire, noi ci risentiamo proprio lunedì anche con la nostra programmazione, perché ovviamente c'è il weekend, quindi ci rilassiamo un pochino tutti. Grazie a tutti, una buona serata, ciao!